Ma questo è uno degli innumerevoli atti che abbiamo fatto sia in Regione e ultimamente anche al Parlamento per quanto riguarda un'opera che noi continuiamo a ritenere sbagliata e quindi da qui nasce la nostra mozione depositata ancora in data 11 agosto 2015 e che finalmente vede raggiungere la discussione in aula. La mozione nasce da uno studio che era stato commissionato dall'onorevole Pellegrino, e quindi di un'altra forza politica, che ha commissionato appunto uno studio a professori che lavorano alla valutazione di impatto ambientale di opere prioritariamente a livello nazionale, il dottor Campeoli, il dottor Zangheri e il dottor Scarpa. Lo studio ha preso in analisi il documento di fattibilità ambientale allegato al progetto della variante di Dignano e ha portato alla luce una serie di criticità che provo ad assumervi, visto che lo studio comunque è corposo, ma abbiamo provveduto sia la volta precedente che questa volta a inviarvi lo studio via mail ad ogni consigliere per mettervi nelle condizioni di poter almeno capire cosa c'è scritto. Mi auguro che l'abbiate letto e quindi insomma andrò ad illustrarvelo. In sostanza lo studio rivela queste criticità. Non viene utilizzato un modello di stima degli impatti di tipo quantitativo, l'unico che potrebbe misurare la compatibilità ambientale di quest'opera. Dal punto di vista della potenziale incidenza ambientale sulla componente biodiversità, il progetto potrebbe generare delle possibili interferenze significative nel sito di interesse comunitario posto nelle immediate vicinanze, ovvero in area contermine. Di contro, il documento che è allegato al progetto della variante assume un atteggiamento che risulta essere metodologicamente sbagliato, in quanto non tiene conto e non applica la direttiva 92/43 che chiede specificatamente uno studio di incidenza ambientale anche per le opere in area contermine ai siti di interesse comunitario. Viene considerato il paesaggio come una componente biotica, non tenendo in considerazione che il paesaggio è una componente umana e non una componente biotica, perché da norma e scientificatamente gli aspetti biotici sono la flora, la fauna e l'habitat. Non viene tenuto conto e valutato adeguatamente con modelli di stima aggiornati l'eventuale effetto diga che l'opera potrebbe avere nell'ambito in cui si colloca. Vengono utilizzate tecniche valutative superate, nonostante venga citato l'allegato del decreto del Presidente della Repubblica del 97 e vengono, sempre all'interno dello studio, viene insomma sollevato il fatto che vengono fatti degli errori grossolani nell'individuazione delle componenti ambientali, come ad esempio considerare l'ecologia come una componente. L'ecologia, infatti, piuttosto potrebbe essere considerata un indicatore di relazione tra le componenti varie. La stima degli impatti viene fatta solo dal punto di vista qualitativo, metodo questo che non può essere in grado di misurare la compatibilità ambientale dello stesso progetto. Lo studio, come avevamo già detto nella precedente mozione, non tiene conto di alternative di progetto né dell'opzione zero, non permettendo così una valutazione coerente con quanto prevede la normativa o comunque in grado di minimizzare e mitigare gli impatti. A questo dovrebbe servire la procedura di valutazione di impatto ambientale, cioè a valutare tutti i suoi punti per fare in modo che la realizzazione dell'opera sia sicura per l'ambiente, i cittadini, la flora e la fauna. Ritornando ancora una volta alle problematiche rilevate sulla parte inerente ai SIC presenti nell'area della variante, la Carta Natura Friuli Venezia Giulia, e quindi un atto di questa regione, evidenzia una forte connettività tra le sponde del fiume Tagliamento. La stessa relazione della regione
indica una significativa presenza di vertebrati che però non identifica, quindi non ci dice quali sono, ma li mette insomma di rilevanza conservativa. Andrebbe quindi accertato se queste specie sono o meno contenute nell'allegato della direttiva comunitaria Habitat. Infatti, per le specie che sono contenute dentro questo allegato della direttiva è prevista una protezione rigorosa anche al di fuori del perimetro stesso del SIC. Il progetto, come avevamo anche già detto altre volte, si colloca in area golenale del tagliamento e quindi l'opera si potrebbe proporre come un elemento di riduzione della connettività ecologica e di sottrazione del suolo ad ambienti potenzialmente adatti a pregio, vocati alla conservazione. Lo stesso progetto si colloca in un'area di pericolosità idraulica P4, che non lo diciamo noi ma lo dice il piano stralcio del fiume Tagliamento. La realizzazione dell'opera infatti dovrebbe generare un bacino parzialmente chiuso e quindi creare una sorta di effetto diga rispetto al deflusso che attualmente hanno le acque, creando molto probabilmente un innalzamento dell'acqua con potenziali pericoli per le componenti antropiche presenti e future. In base alle attuali norme di salvaguardia del piano stralcio del fiume Tagliamento del 2012, nelle aree a pericolosità idraulica P4 si afferma che appunto in queste aree sono escluse tutte le attività e o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e in particolare quelle che possono, io ho citato quello che è scritto all'interno del piano stralcio, quelle che possono determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente, interferire con la morfologia in atto e o prevedibile del corpo idrico fluente, generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e o trascinamento di strutture o vegetazione da parte delle acque. Sulla base sempre di quanto riporta questo studio si ritiene che potrebbe essere possibile, ma non lo diciamo solo noi, mi sembra che, se ricordo bene, l'ha detto anche FVG Strade in un incontro, potrebbe essere possibile un allagamento del depuratore e dell'imboccatura del tunnel verso la golena del Tagliamento, fatto che dovrebbe portare allo studio di un'alternativa progettuale, trovando una forma che consenta la permeabilità idraulica, evitando la formazione di un bacino parzialmente chiuso. Alla luce di quello che vi ho detto fino adesso, e spero in maniera esaustiva, anche se appunto lo studio è molto più puntuale ed è lungo, la mozione che abbiamo presentato chiede alla Giunta regionale di sottoporre il progetto della variante di Dignano a una procedura di valutazione di impatto ambientale coerente con la normativa in data odierna e delle più recenti tecniche di valutazione, tenendo conto anche di tutte quelle che sono le componenti che mancano appunto nello studio di fattibilità attuale e che è stato elaborato anche in tempi diversi da questo. Da quello che sappiamo, l'eventuale volontà di sottoporre il progetto della variante di Dignano a una nuova procedura non bloccherebbe l'iter del procedimento in corso e per impatto ambientale, e anche qui non lo diciamo noi, si intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici a breve e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi, indotti da un sistema o da singoli interventi sull'ambiente. La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti e quindi dovrebbe servire a valutare prima gli effetti che l'opera potrebbe avere sull'ambiente, sulla flora, sulle persone e non dopo. Quindi questo è quello che noi chiediamo, ovvero la volontà o comunque insomma una presa di posizione da parte della Giunta che ci dica se intende effettuare questa
valutazione di impatto ambientale sull'opera, o se intende continuare a non ascoltare quello che gli viene detto e andare avanti per la propria strada. Comunque vada, noi non ci fermeremo e andremo avanti per altre strade. Grazie.